Decreto Salva Banche Venete, procede a piccoli passi l'esame del decreto. Giovedì 20 luglio l'Aula ha approvato il parere espresso dalla Commissione Affari Istituzionali relativo appunto al decreto di liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza SpA e Veneto Banca SpA. Schermaglie tecniche mentre associazioni e comitati cercano in ogni modo, anche scendendo in piazza, di fare pressione affinché il decreto non passi o almeno non passi così com'è. Lo stesso Presidente della Regione Veneto Luca Zaia è concorde sul fatto che il decreto legge dimentica una parte importante dei veneti, 205.000 azionisti che sono stati sacrificati. La stragrande maggioranza di questi non comprava e vendeva azioni, ma aveva solo quel piccolo pacchetto azionario di Popolare di Vicenza o Veneto Banca. Consideravano le azioni delle due popolari come i bot. Sacrificio che lo stesso Presidente Zaia chiede oggi al Senato di riconoscere. L'appello che faccio io al Senato si introduca, diciamo che la Camera si era tentato di introdurre questo emendamento, è stato bocciato. Spero che il Senato lo faccia, si introduca il salvataggio degli azionisti, dei risparmiatori azionisti. Di sacrificio in sacrificio, perché sull'altare del salvataggio delle ex popolari capitolano anche altri soggetti. Un altro settore da salvaguardare che è quello delle obbligazioni subordinate emesse dopo una certa data, che sono state sottoscritte da persone che pensavano che le banche ormai con la presenza di Atlante non avessero più problemi. Le istituzioni sono a lavoro mentre fremono le categorie economiche che non vogliono nemmeno pensare che il decreto possa saltare. Spero che in Senato non ci siano difficoltà come non ci sono state alla Camera e che l'operazione vada avanti, perché altrimenti vorrebbe dire, se questo non succedesse, che non abbiamo compiurato il problema che le banche chiudano, che è la soluzione peggiore.